Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Tragedia della solitudine questa mattina all'alba a Gallarate. Il servizio di Veronica De Rio. Doveva essere disperato Mario Ranza, il pensionato di 68 anni che questa mattina 11 settembre, verso le 5, prima ha cercato di ammazzare la madre e poi si è gettato nel vuoto dalla finestra al sesto piano della sua abitazione in via Pegoraro. Sono i carabinieri della compagnia di Gallarate agli ordini del maggiore Matteo Russo che al momento stanno ricostruendo cosa sia accaduto nell'abitazione dove la donna 92enne, Maria Garfarino, è stata accoltellata ripetutamente. È ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Circolo di Varese, dopo essere sopravvissuta per miracolo quando il figlio prima ha tentato di soffocarla con un cuscino per poi colpirla con un coltello. Stamattina i vicini si sono svegliati con l'arrivo dei soccorritori e l'uomo ormai morto sulla terrazza sottostante la finestra di casa. Solo ieri avevano visto Mario occuparsi della madre, andare al bar come ogni mattina a chiacchierare normalmente. Nell'ultima settimana però le condizioni di salute dell'anziana erano peggiorate, almeno 2 volte era finita al pronto soccorso con un'ambulanza. Spostiamoci ora a Belgirate. È stato salvato oggi un sub colpito da malore mentre era immerso nelle acque del Lago Maggiore. Ce ne parla Maria Elisa Gualandris. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Belgirate sul Lago Maggiore, dove un sub è stato colto da malore durante un'immersione. Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo sui 45 anni di nazionalità inglese. Subito sono entrati in azione i soccorsi. L'ambulanza del 118 lo ha trasportato in condizioni di media gravità all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Lì i medici lo hanno visitato e dopo le prime cure ne hanno disposto il trasferimento sempre in ambulanza alla struttura sanitaria di Farano Varese che dispone della camera iperbarica. E sempre sul Lago Maggiore, martedì sera a Castelveccana, i soccorsi erano entrati in azione per un altro sommozzatore, un uomo di 61 anni che si era trovato in difficoltà durante la fase di emersione. Non era fortunatamente in pericolo di vita quando è stato stabilizzato e trasportato poi all'ospedale di Varese. A Varese si è appena concluso il comizio di Matteo Salvini. Sentiamo Pasquale Martinoli, immagini di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. In 2 giorni, poi dicono che i varesini sono un po' freddi, sono distaccati, ma poi quanta marea di ragazze e di ragazzi ci sono. Chi è che sta sveglio a mezzanotte per le dirette? Alla 1:30, vai in branda ragazzo, anche perché buon inizio di scuola a tutte le ragazze e i ragazzi che tornano a scuola da domani e viva la libertà di scelta, alla faccia di quelli che di sinistra che dicono che sono intelligenti solo quelli che vanno al liceo, e viva le ragazze e i ragazzi degli istituti tecnici, dei professionali, dell'ITIS, dell'IPSIA, del turistico, dell'alberghiere e del geometra. Tu sei dell'IPSIA? Non lo sapevo. Però, ma come si può permettere un politico di dire che migliaia di ragazze e ragazzi e di insegnanti che scelgono di non fare il liceo valgono di meno, sono più ignoranti e nella vita avranno più problemi? Io conosco persone che hanno il diploma dell'istituto tecnico, ma persone che hanno la terza media e hanno creato aziende che danno lavoro a migliaia di persone. Si svolgerà al campo da calcio di Bisuschio il funerale di Cristian Maccarone, il 14enne di Indunolona morto a seguito di un incidente in montagna domenica scorsa. Il servizio di Elisa Polveroni. Saranno celebrati al campo da calcio dell'oratorio di Bisuschio i funerali di Cristian Maccarone, il ragazzo di 14 anni deceduto dopo 5 giorni dall'incidente di montagna avvenuto domenica scorsa in Val di Blenio in Svizzera. Un triste destino che lo ha accomunato al suo migliore amico Karim, che purtroppo era deceduto sul colpo nello stesso incidente. Un terzo ragazzo è grave in ospedale a Lugano, ma pare che sia in lento miglioramento.
Intanto fra Induno e Bisuschio, i due paesi di residenza dei ragazzi, si è vissuta una domenica di grande sofferenza e angoscia in attesa dei funerali del secondo ragazzo, Christian, appunto, che era residente a Induno ma aveva abitato a lungo a Bisuschio e qui aveva coltivato le sue amicizie. Infatti proprio nel campo da calcio dove giocava con Karim, dietro l'oratorio, saranno celebrati i funerali. La famiglia deve ancora comunicare la data e l'ora. La fiera di Varese, inaugurata venerdì, sta già riscuotendo molto successo. Elisa Polveroni, immagini dell'agenzia Blitz. Parte bene la fiera di Varese, nei primi 2 giorni già 5.000 presenze, con ritmi simili al periodo pre-pandemia. Alla Schiranna per la 44esima edizione tante occasioni di incontro e di divertimento, oltre 100 espositori, esponenti del mondo economico che testimoniano il desiderio di riprendere, di ripartire. Ha successo la formula dell'ingresso gratuito, infatti anche nella giornata di domenica si sono visti grandi numeri con parcheggi esauriti e un buon movimento, complice anche la bella giornata che ha portato molte persone poi sul lago di Varese, al Lido, alla Schiranna e sulla pista ciclabile. Si continua fino al 18 settembre in settimana dalle 16 alle 23. Saltrio, intervento del soccorso alpino di Varese alle 9:30 di questa mattina. Un escursionista era caduto lungo il sentiero del Monte Orsa all'altezza del rifugio Pravello. Era ferito a un braccio. I soccorritori della 19ª delegazione Lariana, insieme con i vigili del fuoco, si sono precipitati sul posto, mentre sopraggiungeva anche l'elisoccorso da Como. L'escursionista è stato portato in ospedale. L'intervento si è concluso nel giro di 2 ore. Chiudiamo con lo sport. Calcio, Serie C. Colpo grosso ieri della Pro Patria, vittoriosa in trasferta sul campo della Feralpi Salò. La soddisfazione di Mister Vargas. Sinceramente l'abbiamo preparata così, loro sapevamo che era una squadra fortissima, quindi il loro palleggio è molto importante. Se andavamo forte a prenderli potevamo rischiare molto meno. Hanno giocatori di un certo livello, quindi era importante inquadrare la partita così. Sono stati molto bravi i ragazzi a interpretarla della maniera giusta. Potevamo magari aprire il marcatore molto prima, quindi questo sicuramente è da migliorare. Sapevamo che prima o poi potevamo rischiare qualcosa. Quando ho visto che avevamo poche energie per ripartire, per fare male, mi sono chiuso un po', ho aspettato sapendo che loro potevano lanciare le palle alte, mi sono un po' chiuso per ripartire, però non è semplice perché loro hanno una qualità tecnica importante e secondo me ha fatto una buona partita la squadra. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di Prealpina.it.